convento para de guarda come un palaro di castura! Guarda! Come compatisci, non avete mai viaggiato, non avete parlato E diste, sono belle parole, ma poi all'altro pratico come già ne valeva un primo. me? Sì. Oh, stai calmo, che forse io alla mia amica ci ho proibito di farsi né scegliere un demonio. Per me, la mia amica, può stare in mezzo a reggimenti di soldati che torna dopo 3 anni di guerra, capisci? Ma cos'è solo buono andare a giuffare? Buono, non buono! La finizia delle minchiate! Per me la mia amica si può fare così. Tu! E io posso essere il padrone e te non chiedici! Ma tu sei padrone pure sparare, se non puoi sparare. Vedete, cari miei, io ho veramente un unico rammarico che c'ho. Che a mezza voce, za urbe, zuarde, non c'è nessuno alla mia milla, però corteggiare. Sì. Questo si può solo dare. Con chi stavo giocando ci può parlare solo di inzatare figurini e particolare animali igienici. Inzatare figurini! A chi stavo ci parcare ci parla qualcuna. Siamo passati a venire alla giasazza. Sta bestemmia cognato con musicano consolente. Ammazza il tipo che ci sono in giro di 50 metri quadrati. Andiamo a zero di sanare. Anzi, ma chi sto potesse... lasciare pensiero da mattina fino a sera, eccetera. Ma che colpi ci potete fare, guarda, una vita nella mia vita, ma che corteggio. Io sono una cosa, e ve l'auguro a tutti. Che cosa? Che avevi un pedacciato da pedicere. I mani da Roma mi spaccano e volevano usare baggione, capite lì. Signori? Tenente carissimo, bentornato! Tenente? Questo è il capognano che viene da fuori, però attenzione, prega bene fuori da fuori, viene fuori da lassù, ha capito? Prega, con la luce. Tenente Galeno Galletti, A gioco d'Angola vi potete arrecare un cuore, visto che il tenente è continentale come voi, giusto? Ah, continentale signore? Non proprio, ma è come se lo fosse. Ah, dimora in continente. Non proprio, ma è per Disgraziatamente non c'è più. Ma Vi è dimorato molto. Tenete, signor Tenente, ma tornò tutto continentale. Guardi, è tornato perfetto! questa pareggiare è passata a fare i cucumbarona tutto il giorno. E io sono continentale nello spirito, nell'anima, avete capito? Insomma, per modo di dire. Per sottotitolare. Dimmelo! Per modo di dire e per modo di fare, signor Tenente. Io sono continentale, non sono capito? E la prego, non mi confondessi con queste quattro armali gettiose, eh? Mi stacchi! Ah, ci ho trovato bene lassù. Viva la faccia, come si dice. Altra cultura, altra civiltà, altro sport. Ma lei che gente è? Ci ho tenuto, gente pazza. Dico, ma no, nordico, mi sembra di proprio in basso, mi sembra alla porta, Ah, sono basilisco di potenza. E che ci viene a fare qua? Qua? Ma che devi pensare? Il distaccamento qua, ma lo stacca, signor Tenente, lo stacca, lo vado a staccare a Roma. Qui si muore di ipocondria. Di che
che cosa soffre, madre mia? È vero, io mi ci trovo benissimo. Ho trovato tutta la gente ospitale e piena di fuori. Tutto spatato. E chi sto aveva ragione? Perché non c'è con i forestieri, c'è non c'è che li spariamo come i lupa. Ma il forestiero qua sta pure per me. Ma basta con la mia figlia, me ne parlo di un cavallo di armi. Perché se non ci sparano pure i moschiti fuori. Ma lei non capisce. Gente in regione, un pelo e contropelo. A vedere come c'è il conte. No, c'è una cultura. Ognuno cammina sempre zitto per la sua strada, sempre con lo sguardo in alto, mai che t'aveva con te. A lei che c'è capo un portafoglio con 1000 lire. Oh, ma puoi stare da 3 anni, non ma che è un solo? Ma potete toccare in terra che sono sempre una cristianità viva. E poi che ci invece? Cordiale, gentile. Ha fatto molte amicizie. Tutti chi voleva fare. Ma lei è una cosa diversa, lei conosceva una persona accademicamente in un ristorante, in un caffè, o un raccontretto. Veramente quando vai in Norvegia vuoi dove erano? Ce va bene la pressiva, non me l'ha detto, quindi mi hanno detto la spatura, la Ha visto il livello culturale? E il giorno dopo, vedi, le portano a pranzo. E le presentano tutte, pure le cameriere. Ci presentano lei. E c'è una donna. Ma c'è un piacere, anzi ci dicono molta. E d'obbligo con corteggiare. Tu vai a seccare, ma scollattata c'è venuta tarare. Lei sa cerca. Non la trova più. Ma poi dico lei. Bonnini di mercato, dove li vendi? Va bene, Paolo ha cacciato per giusto? Sposa giù. No, signore. Ma come se lo fosse? Non dico. Vivi. Fatto omenaggio. Come? Vestita signora Romagnone. Che lei non conosce. E che lei, signor Felice, può corteggiare perché non lo permette. Bravissimo con la buona, bravissimo. No, non mi spingerà. No, si spinge, si può spingere, accende. Lo spingo io. C'è una lezione, ci facciamo in mano. Oh, guarda. Hanno fatto anche qui la tarina per la navetta. Caro tenente, questa è la buona. Vengono a cantare per Danie. Sono costoranze del piccolo paese, signor tenente. È interessante, il patriarcale. A casa davanti i patriarchi, che cosa resta? Ma lei lo sa che si patriarchi? Ma sta muso! È vero? Ma come tu dici non è da chi sta? Ma che dice? I patriarchi sono i limoni che nascono dall'innesto fra la Spagna e Portogallo. È un cretino che sia. Tra la Spagna e i limoni, i cosiddetti limoncelli, ma non lo sa. Ho capito, curioso. Eccomi qua. Tenente Gallieno Galletti Il suo compatriotto. la mia signora Milla Romagnone. No, signor Cece, ho detto che sono basilisco. Che ci fa? Senti, abbassa la carta su tartara maggiore. E accettate, che te? Quante bestie. Bestie. Lo compatisca. E cavolo, la tira abbassa la carta, non pinciali. No, non pensi anni, quando pensi anni. No, non lo strapazzare così tanto. Povero Cece. Venite, sapete come diceva il giornale. Scusi. Posso
sederle accanto, io pure. Ho preso, se non avete detto ancora male di me, sedete pure. A vivere. Prego, il vestito. Mi scusi. Ma lo vedete come Shorta. liquido qua. Altro che le marmocchie di qua. Di lei, signore, non si può parlare male. Ma non mi avete ancora baciato la mano, però. Io, purissima, non so se non la permette. Oh! Non hai udito cosa ha detto? Non hai udito? Sasà chiede il tuo permesso per potermi baciare la mano. Ma che cretino, ma che cosa scema! Mi chiede permesso, ha capito che direttamente mi chiede permesso per baciare? Capace, idiota, capace, c'è cacetto! Prego. Mamma mia, me la strada. Ma non pure io, vada, la gente vada, approfitta! Uno mi sutta! Vieni poi non appena appoggia alle parole Signora, compagno. Oh, tre piani. Che modo vanno già perdo? Volevo dire benissimo. Per me vede questa, signor tenente, è una villeggiatura della quale avevo tanto, ma tanto bisogno. Perché l'altro mi avevo un po' sciupata. Questo perché lo facevo con tanta, ma tanta passione. Sì. lirica, a chi ben ha cantare il Nani, il Mefistole, la morte civile, non è vero mica? Ah, mi congrato. Allora capisco, per lei è un riposo. Oh, sì. Come le dicevo, è un dolce riposo. E poi vede, signor tenente, colà è così tanto caro e premuroso e così gentile. Morta tua. Ma no, Cola, no. Mi creda, non immaginavo di poter trovare in un siciliano un tipo così mille. Di così facile esattamente i nostri costumi, se vuole un po' spregiudicati, ma intendiamoci, nel senso buono della parola. Non è vero, caro Nicolino? Ma noi ci siamo capiti subito come è vero? Oh sì, sicura. Lo stesso temperamento, la stessa reciproca fiducia. Mi creda, è un uomo deliziato il mio Nicolino. Chiamami buona, buona. Da perché lei sta Nicolino, uno dei piccini. Ma cosa dici? Ma guardati, sei così minuto, sei figo. E questa non vedere, cara Milla, che era facile prendere un simile adattamento. Già, perché non tutti fumo incontinente come Don Cola. Se pure ci avesse venuto, avessero picchiato l'aria come me. Ma che dici? Perché io sono l'eccezione che confermate. Io c'avevo la predisposizione. E zizzo guardo dove posto. Se andava in continente ci sta dicendo e torna più su del cuore di prima. Io mi sembrava un battello. Sta conoscendo picchiavo l'aria del continente di sé.